Buonasera, benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Aumentano le povertà e si fanno più complesse le fragilità sociali nel territorio palermitano. È l'istantanea del report 2023-2024 della Caritas diocesana di Palermo. In questi 2 anni accolte quasi 2000 persone. In tema di bilancio annuale arriva anche quello di Asso Esercenti. In Sicilia aumentano le imprese ma non basta, l'economia della nostra regione rimane fragile. Rivolta di massa nel carcere di Cavadonna, nel siracusano, polizia fronteggiata con gli idranti, la sommossa ripresa da un recluso che, tanto per cambiare, aveva il telefonino in cella. Capodanno sicuro, botti, petardi e artifizi pirotecnici sequestrati in tutta la Sicilia da Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia. Appello degli agenti: fate attenzione, è merce molto pericolosa. Catania cambio volto, l'ex Palazzo delle Poste ospiterà la nuova cittadella della giustizia. L'ex ducandato di Via Cifali diventerà sede del Tribunale dei Minori. Il Castello Ursino, già museo civico, costituirà un vero e proprio polo culturale. Tutto pronto al Massimo Bellini di Catania per il concerto di Capodanno diretto da Andrea Sanguinetti. In programma per il 1° gennaio alle 19. L'evento sarà trasmesso in diretta da Antenna Sicilia con replica su Telecolor e in streaming su Sicilia Web. Calcio Catania tra campo e mercato, squadra con testa e gambe alla trasferta di Foggia. Dirigenza al lavoro per rinforzare la rosa di Toscano. Definito intanto il calendario delle prossime partite. Sempre in Serie C, umore sotto i tacchi per Siracusa e Trapani, tornate a lavorare in vista della ripresa del campionato. Area di smobilitazione in Casa Granata con diverse operazioni in uscita. Gli azzurri aspettano di conoscere l'entità della penalizzazione. Bentrovati, in apertura il report della Caritas di Palermo perché cresce la povertà nel capoluogo. Sempre più persone chiedono aiuto sia per mangiare che per il lavoro. Marco Gulla. Aumentano le povertà e si fanno più complesse le fragilità sociali nel territorio palermitano. È l'istantanea del report 2023-2024 della Caritas diocesana di Palermo. Nel biennio sono state accolte e ascoltate 1718 persone, con un incremento delle nuove situazioni di fragilità. Cresce la povertà nel capoluogo e rimane alto il numero delle persone che richiedono un aiuto anche dopo anni di autonomia, pari al 17,2% nel 2023. Aumentano in gran misura anche le persone che chiedono aiuto alla Caritas e parallelamente crescono gli interventi per il sostegno alimentare. 3.138 famiglie assistite dai centri territoriali convenzionati con la Caritas per gli aiuti alimentari, per un totale di 9.353 persone, in aumento rispetto alle 8.000 del 2023. Uno spaccato desolante del report è quello che riguarda le persone sole senza fissa dimora. La fascia d'età più rappresentata è quella tra i 45 e i 54 anni, mentre solo il 10,4% delle persone incontrate ha un lavoro. Crescono i senza dimora, pari a 202 persone rispetto alle 182 del 2023. Le principali criticità rilevate riguardano il lavoro, il 31,8%, poi la casa, il 23,5%, la salute, il 14%, infine famiglie e relazioni al 14% e poi giustizia e detenzione al 5,8%. E in Sicilia nel 2025 aumentano le nuove imprese, ma il tessuto economico rimane fragile, secondo un'analisi condotta da Asso Esercenti, di cui ci parla Orazio Longo. La buona notizia è che il sistema imprenditoriale siciliano chiude il 2025 con un bilancio positivo che conta oltre 4.000 nuove imprese, in netta controtendenza rispetto all'anno scorso. D'altro canto però il tessuto economico rimane fragile. È quanto emerge da uno studio di Asso Esercenti su dati di Infocamere che fotografa un quadro negativo nei settori più rappresentativi dell'economia siciliana. Bisogna guardare in prospettiva futura con fiducia. Il dato incoraggiante è che abbiamo maggiore iscrizione e minore cessazione, nonostante ancora permangono i saldi negativi nei vari settori.
Nel corso del 2025 il 22% delle nuove attività imprenditoriali si concentra in 3 ambiti: commercio, edilizia e agricoltura. Quest'ultima chiude comunque l'anno con una perdita di oltre 1.400 imprese. Il commercio registra un saldo negativo di 3.200 imprese, mentre nel turismo le chiusure sono crollate del 30%. Catania e Palermo rappresentano le province con il maggior numero di nuove imprese avviate, ma anche quelle con il più alto numero di cessazioni. Per Assoesercenti è necessario ridurre i costi energetici e attenuare l'impatto dei tassi di interesse, sostenendo la liquidità. Notiamo l'assenza di misure specifiche per gli esercizi di vicinato e soprattutto per cercare di bloccare il processo di desertificazione dei centri storici e la chiusura di centinaia e migliaia di esercizi di vicinato e piccole botteghe. E c'è stata una rapina a Catania, 2 banditi hanno rapinato un noto negozio di prodotti per la casa e detersivi di via Milano, appunto a Catania. I 2, con il volto travisato dopo essersi fatto consegnare l'incasso, circa 100 euro, sono fuggiti a bordo di uno scooter. Indagini sono in corso. E a proposito di rivolte e rapine, la rivolta l'hanno fatta anche i detenuti del carcere di Cavadonna nel Siracusano. A documentare quegli attimi di grande violenza, paradossalmente, il cellulare di uno di loro, che ovviamente teneva in carcere. Francesco Loi. Sembra la scena di un film, ma è tutto vero. La rivolta al terzo piano del blocco 10, nel carcere Cavadonna a Siracusa. Rivolta! 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 Questo video è stato girato da un detenuto, l'ennesima testimonianza che i cellulari arrivano fin dentro le celle. Una 60 contro 30 agenti che erano entrati nella terza sezione per riportare la calma. Da giorni, infatti, l'intero blocco protestava per l'acqua delle docce non abbastanza calda e per la presenza di cimici. I detenuti hanno innalzato delle barricate, poi hanno impugnato gli idranti rivolgendoli verso gli agenti, con il risultato che l'intera sezione è stata allagata. La direzione ha dovuto richiamare 120 agenti per inviarli nei vari blocchi e far rientrare i detenuti. Il problema è scoppiato al terzo piano. Alcuni detenuti facinorosi hanno iniziato a protestare spingendo gli agenti che erano entrati in sezione, quindi spingendoli fuori dalla sezione. Così sono servite diverse ore per mettere fine alla rivolta. Nel frattempo un agente è rimasto ferito, anche se lievemente. Per non lasciare prove, alcuni detenuti hanno distrutto le telecamere di videosorveglianza, senza pensare però che qualche compagno stava registrando tutto questo con il suo cellulare. I detenuti rischiano da 1 a 5 anni, coloro i quali hanno iniziato la rivolta. E se questo ci mettiamo anche le aggravanti, che sono distruzione di immobili dell'amministrazione, minaccia a pubblico ufficiale, quindi il reato diventa molto più complesso. Ore di apprensione sull'Etna per un turista disperso. Un intervento per la ricerca appunto di un turista disperso è in corso sul versante nord dell'Etna, nei pressi del rifugio Citelli, in zona Serra delle Concazze. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto e degli altri distaccamenti provinciali. L'allarme è stato lanciato dal fratello del disperso. Il turista è riuscito a trasmettere la propria posizione, consentendo l'attivazione delle operazioni di ricerca e soccorso. Andiamo al Capodanno sicuro o meno. Botti, petardi e artifizi pirotecnici sono stati sequestrati in tutta la Sicilia da guardie di finanza, carabinieri e polizia, scoperti anche cantinati, depositi abusivi. L'appello delle forze dell'ordine: fate attenzione, è merce molto pericolosa, come ci racconta Tonino De Mano. Si avvicina a grandi passi il Capodanno e si intensificano gli sforzi di Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia che in tutta la Sicilia stanno effettuando controlli e sequestri contro la commercializzazione abusiva di fuochi e articoli pirotecnici. La Guardia di Finanza di Messina, in diverse operazioni, ha sequestrato oltre 100.000 artifizi pirotecnici, peso 4 tonnellate. I giovani che li detenevano sono stati denunciati, mentre una persona è stata arrestata a Barcellona, dove sono stati scoperti un cantinato ed un deposito abusivo. Decisiva ai fini delle indagini anche la
consultazione dei principali social network. La commercializzazione avrebbe fruttato oltre 200.000 euro. Dal messinese al catanese, con oltre 1.000 articoli, la maggior parte di produzione artigianale, sequestrati a Paternò e in piazza Palestro, nel centro storico di Catania. 2 le persone denunciate e scongiurato un potenziale pericolo per l'incolumità pubblica. Questi botti sono pericolosi, soprattutto quelli artigianali, per i quali non ci sono indicazioni sull'utilizzo, quindi non sappiamo neanche come sono state trattate le polveri all'interno. C'è un pericolo per i tempi di reazione, per la rumorosità, la pericolosità effettiva del botto, quindi attenzione quando si utilizzano questi prodotti, acquistare solo da rivenditori autorizzati, evitare di toccare prodotti che si trovino per strada. A Biancavilla i carabinieri hanno denunciato un 67enne e il figlio 30enne, titolare e gestore di un negozio nel quale sono stati trovati 34 batterie pirotecniche di categoria F2 e petardi privi di tracciabilità, ed un altro sequestro è stato effettuato dalla polizia nel Palermitano. In un ex opificio nelle campagne tra Misilmeri e Marineo, un 49enne è stato beccato mentre deteneva 2.400 kg di artifizi pirotecnici. Intanto le città predispongono i divieti per l'utilizzo dei botti. Resta da capire se poi verranno fatti rispettare in nome e per conto della sicurezza. A Palermo adesso gli spari alla chiesa dello Zen sono opera di una giovane gang del quartiere. Il prete della parrocchia dice il rischio cresce se certi fatti diventano normali. Intanto in città arrivano 104 nuovi vigili urbani. Ci racconta tutto Marco Gulla. Ci potrebbe essere una giovane gang dietro agli spari alla parrocchia dello Zen. Sono tutti giovanissimi, gestiscono la piazza di spaccio del quartiere e non hanno limiti. Girano armati, senza rispetto nemmeno per le istituzioni religiose. Realizzano brevi video che poi pubblicano su TikTok, principalmente accompagnati da musiche neomelodiche o da frasi che inneggiano alla malavita e a Cosa Nostra. Per il parroco della chiesa dello Zen non si è trattata di una bravata, per lui c'è ben altro. Non è solo l'episodio in sé, ma le conseguenze, ha detto padre Giannalia. Se certi fatti diventano normali, il rischio cresce. Lo Zen è chiaramente tra le aree attenzionate, come tutte quelle aree dove si è profilato un livello di rischio maggiore per la presenza individuata di persone, di bande giovanili che fanno un uso di armi il cui controllo ovviamente non è né facile né immediato. Un clima di insicurezza che parte proprio dallo Zen e che poi si diffonde sul resto della città. Intanto, anche in tema di sicurezza, hanno firmato e saranno operativi da subito 104 nuovi vigili urbani in città. Arrivano da diverse parti della Sicilia e non solo. Nuovi agenti giovani per strada a dare manforte ai presidi di sicurezza nei quartieri. Qualcuno potrebbe dire tanto tonò e alla fine piove. Sì, finalmente sì, 100 vigili che finalmente arrivano a dare una mano concreta all'organico della Polizia Municipale di Palermo. Sono tutti assunti a tempo indeterminato e saranno tutti per strada. Trasferito in una comunità lontana dalla Sicilia, il figlio minorenne di una delle amanti del defunto capomafia Messina Denaro. La decisione del Tribunale dei minorenni di Palermo. La madre, se vuole riabbracciarlo, dovrà seguire un percorso virtuoso indicato dai magistrati. Laura Spano. La madre era una delle amanti di Matteo Messina Denaro, indagata per avere favorito la latitanza del boss. 5 giorni dopo la cattura si era presentata ai magistrati di Palermo dichiarando di avere scoperto solo dopo l'arresto che quell'uomo con cui aveva intrattenuto una relazione era tra i ricercati più pericolosi. Ora suo figlio, un bambino che ha meno di 10 anni, per decisione del Tribunale per i minori di Palermo non può più stare a casa, è stato allontanato da un ambiente definito criminogeno e trasferito in una comunità fuori dalla Sicilia. La madre, se consenziente, potrà seguirlo. Anche il padre ha avuto dei guai giudiziari. La decisione è stata adottata dal giudice Nicolaiello, che ha accolto la richiesta della Procura per i minorenni in applicazione del protocollo Liberi di Scegliere, che offre un percorso di riscatto ai minori e ai famiglie legate alla criminalità. Psicologi e assistenti sociali seguiranno il percorso di educazione alla legalità del bambino, lontano da un esempio tutt'altro che virtuoso. Una scelta difficile e dolorosa, ma per ora non definitiva. Se i genitori sceglieranno di dissociarsi dalle logiche mafiose, potranno riabbracciare il figlio. Ad aprile poi un tribunale valuterà se togliere la responsabilità genitoriale.
L'Agenzia del Demanio, il Comune di Catania e l'Università degli Studi di Catania hanno firmato un accordo per la rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico. Il progetto è stato presentato oggi in municipio. C'era per noi Luca Ciliberti. Nel cuore del centro storico di Catania, a pochi passi dal monastero dei Benedettini, si trova l'ex caserma Mocca Gatta, edificio che ha attraversato secoli di trasformazioni riflettendo le esigenze della città e dello Stato. Originariamente convento, poi caserma militare, oggi edificio che risulta occupato abusivamente, ma è previsto un intervento per liberarlo e destinarlo a un progetto di rigenerazione urbana e sociale. L'ex Palazzo delle Poste ospiterà invece la nuova cittadella della giustizia. L'ex educandato Regina Elena di Via Cifali, da anni non utilizzato, diventerà sede del Tribunale dei Minori. Il Castello Ursino, già museo civico, potrà diventare un vero e proprio polo culturale con laboratori e servizi digitali. Catania cambia volto, o almeno questo è l'obiettivo del percorso cominciato oggi con la firma del piano di riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico sottoscritto dal Comune con l'Agenzia del Demanio e l'Università. Valorizzare che cosa vuol dire? Non vuol dire riempire un immobile, ma vuol dire dare la giusta destinazione all'immobile, e questa destinazione non può che essere concordata con il territorio. Il piano degli immobili pubblici di Catania ha un primo portafoglio immobiliare di 17 beni, 12 di proprietà dello Stato, 4 di proprietà del Comune e 1 di proprietà della città metropolitana di Catania. Chiamerai i sindacati per dire sediamoci attorno al tavolo? Abbiamo sempre condiviso i processi di decisione attraverso una partecipazione complessiva, ma se non l'abbiamo fatto preventivamente è solo perché in questo momento non c'è nulla da decidere, ma semplicemente l'avvio di un percorso. Il piano, inizialmente sollecitato proprio dagli stessi sindacati come strumento per intervenire sull'emergenza abitativa tramite la riqualificazione degli immobili pubblici inutilizzati, sembrerebbe ora orientato, dicono gli stessi sindacati, verso logiche lontane dal welfare urbano. Nel 2025 sono aumentati di quasi il 6% gli eventi meteo estremi in Italia. La Sicilia, assieme a Lombardia e Toscana, è tra le zone più colpite, è quanto emerge dal bilancio finale dell'osservatorio Città Clima di Legambiente. Allagamenti, danni da vento ed esondazioni fluviali sono gli eventi più frequenti. Il sud in sofferenza per l'emergenza siccità. I danni subiti, secondo uno studio dell'Università di Mannheim, ammontano a quasi 12 miliardi. Fra le province Messina e Palermo rientrano tra le prime 10 più colpite. E adesso la parola al Presidente della Regione Schifani, che ha voluto anche lui rivolgere parole di augurio ai siciliani. Ascoltiamolo. Cari siciliani, alla fine di quest'anno voglio rivolgermi alle famiglie, ai giovani in cerca di futuro, agli anziani che hanno costruito questa terra, a chi è preoccupato per il lavoro, per le bollette, per arrivare a fine mese, a chi nonostante l'impegno vive purtroppo nell'incertezza. La Sicilia è cresciuta in questi anni, ma sappiamo che non tutti ne hanno beneficiato. È da questa consapevolezza che nascono le nostre scelte. Il lavoro resta la priorità. Nel prossimo anno potremo contare su oltre 2 miliardi di euro aggiuntivi, risorse che saranno destinate allo sviluppo, agli investimenti, ai servizi e soprattutto a nuova occupazione stabile e di qualità. E tutto questo per dare prospettiva ai giovani e sicurezza alle famiglie. Il mio augurio è che il nuovo anno porti speranza, fiducia e opportunità concrete. La Sicilia ha la forza per farcela insieme. Buon anno a tutti. E a proposito di nuovo anno, il nuovo anno a Catania si apre con il tradizionale concerto di Capodanno al Teatro Massimo Bellini di Catania, che noi seguiremo in diretta come da tradizione su Antenna Sicilia, in replica su Telecolor e in diretta in streaming sul sito Sicilia Web. Tutti i dettagli da Orazio Longo. Un programma che rende omaggio alla tradizione dell'operetta mitteleuropea con pagine celebri di Johann Strauss Jr., Franz Lehrer ed Emmerich Kallmann. Il Teatro Massimo Bellini di Catania apre il nuovo anno nel segno della grande tradizione dell'Austria Felix con il concerto di Capodanno in programma il primo dell'anno alle 19.
Protagonisti saranno l'orchestra e il coro del teatro, guidati dalla bacchetta di Andrea Sanguineti. Una scaletta che si apre con l'Overture dall'opera più nota di Strauss 2, Il Pipistrello, e che prosegue tra gli altri con Leare e il paese dei campanelli di Lombardo e Ranzato. Accanto al direttore Sanguineti, il soprano Donata D'Annunzio Lombardi e il tenore Alessandro Scotto di Luzio, con la preparazione del coro affidata al maestro Luigi Petroziello. Non mancheranno i grandi valzer simbolo di un'epoca come il valzer dell'imperatore e l'intramontabile sul bel Danubio blu, brano simbolo della tradizione viennese, accanto alla polca sotto tuoni e fulmini. Un concerto pensato come augurio collettivo e come celebrazione dei valori condivisi della cultura e del vivere civile, ha commentato il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini Giovanni Cultrera di Montesano. Anche quest'anno, nel solco della tradizione, il concerto sarà trasmesso in diretta il 1 gennaio a partire dalle 18:30 su Antenna Sicilia e in replica su Telecolor il 3 gennaio alle 20 con la conduzione di Roberta Lunghi, che passo dopo passo racconterà i brani e gli autori, affiancata da Eva Spampinato, che catturerà la curiosità e il dietro le quinte del concerto. Diretta streaming su Sicilia Web, uno sforzo importante per la nostra struttura che vedrà sul campo l'intero reparto tecnico e la redazione per portare letteralmente i telespettatori a teatro in un impegno di produzione che è solo il primo di una lunga serie del nuovo anno. Ci fermiamo adesso per una pausa, a tra poco con lo sport. Ritorniamo in studio con lo sport, il calcio. Il Catania è concentrato sulla trasferta di domenica prossima a Foggia, che aprirà il 2026, ma la società lavora anche sul mercato, attesi a breve un paio di colpi per rafforzare la rosa. Definito intanto il calendario delle prossime partite, ci racconta tutto Francesco Triolo. Tra mercato e campionato, il Catania vive così gli ultimi giorni del 2025. La squadra ha ripreso gli allenamenti archiviando di fatto la sosta natalizia e concentrandosi sulla ripresa del campionato con la trasferta di domenica prossima alle 12:30 a Foggia, che Telecolor trasmetterà in diretta esclusiva in chiaro. Toscano deve necessariamente lavorare a una soluzione diversa rispetto a quanto visto nell'ultima partita. Per la sfida dello Zaccaria, infatti, il tecnico ha perso Lunetta, squalificato per una giornata, ma ritrova Di Gennaro che il turno di stop lo ha scontato e dovrebbe tornare tra i titolari con il ballottaggio tra Allegretti e Pieraccini per la maglia di braccetto di destra del reparto arretrato. Buoni segnali arrivano da Gherardi in fase di recupero dall'intervento per l'ernia discale, ma non ci sarà per il match di domenica. In tutto questo sono attesi i primi colpi di mercato. Il nome più quotato per aprire la sessione di gennaio è sempre quello di Giovanni Bruzzaniti, per il quale il Catania sta definendo con il Pineto gli ultimi aspetti necessari per perfezionare l'operazione. Attenzione alta sulla difesa con Mirko Miceli, 34 anni, attualmente in forza al Monopoli, che rappresenta un obiettivo concreto per i rossazzurri. Smentita intanto la possibile partenza di Rolfini, al quale si era interessato il Lecco. La punta dovrebbe rimanere in rossazzurro anche nella seconda parte della stagione, e la Lega Pro ha ufficializzato anche il programma delle prossime gare dalla quinta alla 12ª giornata. Ben 4 sfide serali per il Catania, il doppio turno casalingo di venerdì 6 febbraio con il Trapani e martedì 10 febbraio con l'Audace Cerignola, il big match di Benevento giovedì 5 marzo e la sfida interna con la Casertana il 9 marzo. L'altra partita di cartello, quella in trasferta con la Salernitana, si giocherà domenica 1 marzo alle 14:30. Il derby di Siracusa invece in programma sabato 14 febbraio alle 17:30. Vediamo come concludono l'anno Siracusa e Trapani. Ripresa della preparazione ieri per Siracusa e Trapani, impegnate domenica tra le mura amiche, il Siracusa con la Salernitana, il Trapani col Casarano. Vigilia anche di calciomercato con le due società già all'opera per adeguare i propri organici, soprattutto il Trapani, che ha cambiato la direzione sportiva della società, esonerando Andrea Mussi, sostituendolo con Luigi Volume, il quale, oltre alla gestione sportiva, si occuperà di programmazione e strategie tecniche. Diverse già le trattative avviate, soprattutto in uscita, dovendo la società alleggerire il monte emolumenti. Grandolfo, Fischnaller, Ciotti, Vasquez, Negro e Canotto i giocatori per i quali sarebbero già pervenute delle richieste. Nel Siracusa il presidente Ricci ha chiesto intanto di passentare ancora qualche giorno per il pagamento del saldo degli emolumenti al 31 ottobre che dovevano essere corrisposti alla ripresa degli allenamenti. Nei prossimi giorni, probabilmente l'8 gennaio, si conosceranno anche i punti di penalizzazione per il mancato rispetto dei versamenti di INPS e IRPEF in scadenza il 16 dicembre.
Sul fronte mercato richieste per Valente, Ba e Alma. Altri 3 punti di penalizzazione per Trapani che si aggiungono ai 5 già combinati ai siciliani a inizio campionato. Lo ha deciso oggi il Tribunale federale, che ha anche inflitto 2 anni di inibizione al presidente Antonini. Noi ci fermiamo ancora per una pausa, ma torniamo tra pochissimo. Ritorniamo in studio con un'ultima notizia. Prima di salutarci, una lettera anonima di minacce è stata ricevuta dal sindaco di Calamonaci, in provincia di Agrigento, Pino Spinelli. La missiva è stata ritrovata davanti alla porta dell'ufficio comunale. Pensa al tuo territorio, il testo del messaggio scritto a computer. Noi agiamo e un bel buco in fronte non te lo leva nessuno. Secondo una prima ipotesi, la questione potrebbe riguardare lo scuolabus acquistato dal comune per consentire ai bambini riberesi di raggiungere il plesso scolastico locale. Sull'episodio indagano ovviamente i carabinieri. Questa era l'ultima notizia. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Da parte mia, dei tecnici della regia che hanno lavorato oggi con me, un buon proseguimento di serata. Arrivederci.